tecnico-industriali. Sargom. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 21 maggio, prima pagina del Corriere della Sera, 2 le questioni in primo piano, anzi 3. La prima, il titolo principale sulla difesa dei giudici della Corte Costituzionale. Aldo Cazzullo si è fatto un giro alla Corte Costituzionale e ha raccolto i pareri del presidente Criscuolo e di Giuliano Amato dopo la sentenza sulle pensioni. Siamo garanti, valutiamo le leggi e non i governi, troppa cattiveria, dice il presidente Criscuolo, spero che il clima si svelenisca. L'uomo che ha fatto più male a Renzi, della minoranza del PD, è un signore di 78 anni, dalla cortesia d'altri tempi, spiccato accento napoletano, un po' debole di udito. È tra i più potenti d'Italia, ma non lo conosce nessuno. Alessandro Criscuolo, presidente della Corte Costituzionale. Inizia così il viaggetto di Cazzullo presso la Corte Costituzionale. Poi lo leggeremo perché ci sono alcune affermazioni anche di Giuliano Amato che se ne vuole andare in Nuova Zelanda perché è stato definito pappone da Libero. Poi lo vediamo. Intanto l'altro titolo ha a che fare invece con il via libera della Camera alla riforma della scuola. La riforma divide il PD, manca il voto di 40 deputati, 12 assenti giustificati, mentre 28, tra cui Fassina, Bersani, Cooperlo, Speranza, Epifani, sono usciti dall'aula. Basta con i presidi passacarte, dice il Presidente del Consiglio Renzi. Il garante fa sapere che gli esami non sono a rischio per il blocco degli scrutini. Il voto di ieri a Montecitorio ha fatto registrare un numero minore di dissensi nel PD rispetto alla legge elettorale, l'Italicum. La terza questione arrivò in Italia sul barcone fermato a Milano per la strage al museo. Stamani ne parla alla Camera dei Deputati il Ministro dell'Interno Alfano alle 9:30, poi lo ascolteremo. Fermato a Gaggiano, alle porte di Milano, con l'accusa di essere tra gli autori della strage al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo scorso. Abdelmajid Touil, marocchino, 22 anni, arrivò in Sicilia tra il 15 e il 16 febbraio. Venne ripescato in mare, condotto a Porto Empedocle, come da foto del Corriere in prima pagina, poi espulso e salì a Milano in autobus. Qui però si fanno un sacco di versioni su questa vicenda, come vedremo. Mentre il Corriere mette in prima pagina anche le simulazioni per le mini pensioni per i giovani. Le pensioni dei giovani saranno molto diverse da quelle dei loro genitori, lo sapevamo. Dati il nuovo sistema di calcolo, la discontinuità dei percorsi lavorativi e l'effetto delle riforme, l'assegno oscillerà tra il 40 e il 70% dell'ultima retribuzione. E prepariamoci a fare i conti. La Grecia ci costerà molto, scrive ancora in prima pagina sul Corriere della Sera Francesco Daveri.
Da Atene arriva la dichiarazione di un rappresentante del partito di governo, Syriza, che rivela che senza un accordo coi creditori la Grecia non potrà rimborsare 300 milioni di euro che nei primi giorni di giugno dovrebbe restituire al Fondo Monetario Internazionale. In pratica Atene vorrebbe un prestito dal Fondo Monetario per rimborsare un debito col Fondo Monetario. Di fronte a così sofisticata ingegneria finanziaria, la mente vacilla, scrive Daveri. Sul fronte tedesco, il ministro delle Finanze, Schäuble, fa salire la tensione dicendo che oggi, a differenza di 3 anni fa, non esclude un default, una bancarotta della Grecia. Tolti i guanti, tra i contendenti volano gli stracci, scrive il commentatore del Corriere della Sera. In mezzo ai litiganti c'è l'Eurozona, che per ora è non curante. Non curanti i mercati finanziari, tranquillizzati dall'ombrello protettivo della Banca Centrale Europea, sostanzialmente non curanti i governi degli altri paesi europei, che non hanno cominciato neanche a spiegare agli elettori qualche spiacevole verità. Una è che, anche senza pensare a scenari apocalittici come il contagio del fallimento dalla Grecia ad altre capitali del sud Europa, il debito greco non è più poca cosa, ammonta a 325 miliardi di euro. Seconda verità, il debito di Atene non è solo questione tedesca. La Germania è il principale creditore per circa 60 miliardi di euro, un quinto del totale. Ma se dovesse arrivare, il default greco presenterà un conto salato per gli altri stati dell'Eurozona. Per l'Italia, sommando i prestiti bilaterali, con le quote di partecipazione dell'Italia nel Fondo Salva Stati, BCE, Fondo Monetario, si arriva a un'esposizione totale con la Grecia che supera, per l'Italia, i 40 miliardi di euro. Con questi numeri anche un mancato rimborso parziale implica conseguenze. È venuto il momento di abbandonare la noncuranza, o propiziare un'intesa o prepararsi e individuare il modo per evitare le perdite. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, una donna su 8 mantiene la famiglia, lo dice l'Istat, sono quasi 2,5 milioni i nuclei familiari che si sostengono solo grazie al lavoro delle donne, il 12,9% del totale, a rivelarlo il rapporto annuale Istat, che certifica che il dato era 7 anni fa molto più basso. È un fenomeno significativo che il Jobs Act e le politiche per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro non possono più trascurare. E poi sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, un argomento che è il titolo d'apertura invece del quotidiano Avvenire, il grande imbroglio delle super banche, titola Avvenire, cambi manipolati, 5 banche devono pagare una multa da 5 miliardi e 700 milioni di dollari. Alcune delle più grandi banche al mondo, scrive anche il Corriere a fondo pagina, in prima pagina, alcune delle più grandi banche sono state condannate dalle autorità americane a pagare multe per 5 miliardi e 700 milioni di dollari per avere manipolato il mercato delle valute. Testa vinco io, croce perdi tu. Impossibile perdere per il cartello delle valute, come si faceva chiamare un gruppo di operatori sul mercato dei cambi di 5 tra le maggiori banche al mondo. Ora le 5 banche dovranno pagare 5 miliardi e 600 milioni di dollari di multa per risolvere la disputa con le autorità americane e britanniche, dopo aver ammesso di aver manipolato i cambi, mercato da 5 mila miliardi di dollari al giorno. Si tratta di una somma record che fa salire a 10 miliardi di dollari il totale delle sanzioni per pratiche illecite. Le americane Citicorp e JP Morgan, le europee Barclays e Royal Bank of Scotland si sono dichiarate colpevoli di avere poi cospirato per manipolare il prezzo del dollaro e dell'euro. Un gruppo di trader valutari avrebbe condiviso gli ordini dei clienti attraverso chat room riservate e usato le informazioni per trarne profitto. La svizzera UBS si dichiara invece colpevole per le manipolazioni sul Libor, il tasso interbancario usato da riferimento per moltissimi altri tassi, mutui compresi. Accanto al Dipartimento di Giustizia scende in campo la Federal Reserve, Banca Centrale Americana, che ha fatto scattare multe per oltre 1 miliardo e 800 milioni di dollari a carico dei big del credito per abusi sui cambi. UBS, Barclays, Citigroup e JP Morgan Chase sono chiamate a pagare 342 milioni a testa, Royal Bank of Scotland 274, Bank of America 205 milioni.
Questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera, che si occupa naturalmente anche della vicenda, con 2 paginate interne, dell'attentato a Tunisi. Aggirò l'espulsione, arrivò in Italia sul barcone, fermato a Milano per la strage al museo, ma i pubblici ministeri sono prudenti. Vediamo come la racconta il Corriere della Sera. Un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine con l'accusa di essere tra gli ideatori e esecutori della strage al Museo del Bardo di Tunisi, 18 marzo scorso, 24 morti, 4 italiani e 45 feriti. Molti dubbi e una violenta polemica politica. Lega, 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia chiedono un passo indietro del ministro dell'Interno, Alfano, che ha commentato: siamo l'unico paese al mondo dove c'è un'opposizione che protesta perché è stato arrestato un sospettato di terrorismo, invece di dire che il sistema ha funzionato. Abdelmajid Touil è un marocchino 22enne, soccorso nel canale di Sicilia la notte del 15 febbraio dopo il naufragio di un barcone, sbarcato a Porto Empedocle il 16 febbraio scorso. Era senza documenti. Il questore di Agrigento il 17 febbraio gli intima di lasciare l'Italia. Touil sale a Milano in autobus. Raggiunge la madre, Fatima, il fratello e la sorella nell'appartamento a Gaggiano, 15 km da Milano. Digos e Ros dei Carabinieri lo arrestano martedì scorso lungo la provinciale che taglia in 2 il paese. Durante l'arresto non ha opposto resistenza, neanche quando gli agenti hanno perquisito l'appartamento. Sequestrate 2 SIM telefoniche, alcune pen drive, nient'altro, neanche una copia del Corano, scrive il Corriere della Sera. L'arresto è frutto di una segnalazione di metà aprile dell'intelligence tunisina a quella italiana. I 007 hanno avvertito la Digos della presenza di Touil nella zona di Legnano. Per 2 settimane gli agenti dell'antiterrorismo, col PM Maurizio Romanelli, hanno sorvegliato l'appartamento dove vivono i parenti del marocchino. A insospettire gli inquirenti il fatto che Fatima, la madre di Touil, il 14 aprile, a un mese quasi dall'attentato del Bardo, avesse denunciato ai carabinieri lo smarrimento del passaporto del figlio. Dopo l'arresto, i vertici dell'antiterrorismo hanno chiarito che il 22enne non risulta tra i frequentatori di centri islamici, non ha precedenti. Il suo nome non è mai stato al centro degli alert delle agenzie di intelligence di altri paesi. Touil, per la polizia italiana, è un fantasma, ma ad alimentare i dubbi rispetto alle accuse contenute nel mandato di cattura internazionale, omicidio, cospirazione, reclutamento di terroristi, ci sono le testimonianze dei familiari e quelle degli insegnanti della scuola di Trezzano sul Naviglio, dove dal 6 marzo Touil aveva iniziato un corso di italiano. Dai registri risulta essere stato presente dal 16 al 19 marzo, cioè nei giorni della strage a Tunisi, ha detto una professoressa. Il sindaco Fabio Bottero ha consegnato i registri ai carabinieri. La procura ha annunciato accertamenti insieme agli investigatori di Digos e Ross. Non è chiaro se all'uomo venga contestato di essere stato uno degli esecutori della strage o di aver fornito solo un supporto, magari a distanza, dice la procura. Per domani è stata fissata al Tribunale di Milano l'udienza sulla richiesta di estradizione in Tunisia. Prima dell'eventuale consegna ai tunisini, l'arrestato comparirà davanti ai magistrati romani che hanno aperto un fascicolo sulla morte dei 4 italiani nella strage a Tunisi. Dice la madre, che fa la badante da un'anziana di Trezzano sul Naviglio, Fatima, 44 anni, la mamma di Abdelmajid Touil: perdonatemi, sto dando da mangiare alla signora, ma mio figlio è venuto in Italia per cercare lavoro, non l'ha trovato. Il giorno dell'attentato era qui con me. Majid, che preferiva il bar alla moschea, è il ritratto di Andrea Galli e Cesare Giuzzi, il fratello spacciatore, i corsi di lingua, la vita con altri 5 parenti in 60 metri quadri. Era a scuola durante la strage, dice anche un insegnante. Nel palazzo di 4 piani, 16 appartamenti di Gaggiano, via Pitagora, costruito negli anni 60, abitato nel tempo da anziani e operai, la sentenza è stata emessa. Quel marocchino è colpevole, non potrebbe essere altrimenti. Dei Touil si ricordano le spese condominiali per 32.000 euro non pagate, l'immondizia, compresi pannolini e assorbenti, direttamente lanciata dalla finestra, l'agenzia speciale di pulizia chiamata 2 volte per eliminare il letamaio dell'ultimo piano dove abitano i Touil,
schiacciati in un appartamento di 60 metri quadri, soggiorno, cucina a vista, camera da letto, bagno diviso per 6. Mamma Fatima, il primogenito con compagna e figlia, una delle 2 figlie di Fatima e infine Abdelmajid, l'arrestato di ieri. Eppure quest'ultimo piano è pulitissimo, nell'insieme la palazzina è ben tenuta, non un rifiuto fuori posto, la posta non lasciata giacere in ordine il cortile. Tutti uguali questi immigrati di merda, loro e le loro tradizioni, sibila una vecchietta dietro il catenaccio della porta blindata, racconta il Corriere. I Tuil non sono una famiglia di integralisti, in casa non c'è nemmeno il Corano. Abdelmajid ha altre cose in testa che non la preghiera. Non frequenta moschee, ma solo bar della zona, come il Novella 73, popolato da pensionati. Quando andava fuori paese era per stare sui banchi della scuola di italiano a Trezzano sul Naviglio. L'ha fatto anche nella settimana del giorno dell'attentato a Tunisi. Insegnanti e preside della struttura giurano che sia andata così. Abdelmajid era presente. Il ragazzo non si sarebbe però visto nelle ultime 2 settimane. Non stava bene di salute, dice la madre. Dopodiché, tolto il Novella 73 e la scuola, nell'esistenza di Abdelmajid Tuil non ci sarebbe altro, scrive il Corriere della Sera. Il fratello ha precedenti per spaccio di droga, ma forse da quando è diventato papà ha messo la testa a posto. Il Civico 14, anche per la presenza di un altro venditore di stupefacenti, è conosciuto dai carabinieri. Il centro di Gaggiano si sviluppa attorno al Naviglio, che qui scorre più ampio rispetto ai canali di Milano. Lontano dal centro, il paese di 10.000 abitanti si nasconde nell'anonimo panorama dell'Interland, microcriminalità di immigrati che preoccupa più della presenza delle cosche dell''ndrangheta. Se Abdelmajid Tuil è un terrorista e se un terrorista normalmente ha capacità e disponibilità di documenti falsi e di muoversi per tragitti sicuri, non ha cercato di nascondere le tracce. A inizio febbraio il papà e la sorella che abitavano con lui in Marocco, zona di Casablanca, l'avrebbero trasportato in aeroporto. L'aereo sarebbe stato il primo mezzo usato da Abdelmajid, atterrato in Tunisia con una compagnia low cost. A Tunisi avrebbe soggiornato per 3 giorni in un hotel. Dalla Tunisia sarebbe andato in Libia. Dalla Libia la partenza verso la Sicilia, con un barcone soccorso tra il 15 e il 16 febbraio, vittima di un clamoroso errore delle autorità tunisine oppure di un caso di omonimia. O forse no, forse Abdelmajid Tuil è un terrorista abile a ingannare per prima sua madre, se non ad arruolarla, per convincerla a coprire il gioco, reggere l'alibi. È la madre che, in ritardo rispetto alla scomparsa del passaporto, 2 mesi dopo è andata a presentare denuncia ai carabinieri. Potrebbe essere un bluff l'iscrizione alla scuola di italiano per dimostrare la volontà di integrarsi. Via Pitagora dicono che i Tuil sono abusivi. Han buttato giù la porta e preso possesso come sciacalli. Agli investigatori mamma e fratello risultano regolarmente residenti in Italia. C'è la foto comunque del tizio su tutti i giornali a Porto Empedocle in mezzo agli altri sbarcati. Arrivò in Sicilia tra il 15 e il 16 febbraio. Dall'arrivo all'arresto tutti i punti oscuri li riassume Fiorenza Sarzanini per il Corriere della Sera. È segnata da numerosi punti oscuri la storia del coinvolgimento di Abdelmajid Tuil nell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi. Misteri che cominciano dal suo arrivo in Italia. La notte tra il 15 e il 16 febbraio scorso, il giovane marocchino è stato ripescato in mare da una delle navi impegnate nelle operazioni di soccorso dei migranti e trasferito a Porto Empedocle. Se era inserito in una cellula terroristica che pianificava un attacco così eclatante, perché aveva deciso di lasciare il suo paese, entrare in Libia e poi partire con un mezzo di fortuna per raggiungere l'Italia dove vive la famiglia? Poche ore dopo lo sbarco tenta di scappare insieme ad alcuni connazionali. Quando lo riprendono è portato alla questura di Agrigento. Non prova neanche a chiedere asilo politico. Viene fotosegnalato, qualche ora dopo gli notificano decreto di espulsione. Di lui si perdono le tracce fino ad aprile, quando, circa 3 settimane dopo l'attacco dei fondamentalisti che ha causato la morte di 24 persone, le autorità tunisine segnalano ad alcuni paesi una lista di 30 sospetti. L'invio dei nomi avviene attraverso i servizi di intelligence. Quando l'allerta viene trasmesso alle forze dell'ordine, non è specificato che alcuni di quegli stranieri potrebbero essere componenti della cellula terroristica che ha attaccato il Bardo a Tunisi.
Si chiede di effettuare verifiche sull'eventuale presenza in Italia, come del resto accade quasi ogni giorno dopo gli attentati di Parigi a Charlie Hebdo e al supermercato Kosher. Quali sono le contestazioni? Perché, se davvero si tratta di elemento pericoloso, la circostanza non è evidenziata? Il controllo compiuto qualche giorno dopo mostra l'ingresso nel nostro paese e non risulta nulla di più. Abdelmajid Touil rimane una delle centinaia di identità inserite nella banca dati con impronte digitali. Lunedì cambia tutto. Sul suo arresto ci sono due versioni. Secondo una prima ricostruzione viene fermato durante un controllo casuale della polizia locale di Gaggiano, dove vive con la madre, e quando le sue impronte vengono inserite nel cervellone si scopre che non ha il permesso di soggiorno e avrebbe dovuto lasciare già l'Italia. Accertamenti ulteriori fanno scoprire la segnalazione dalle autorità tunisine, che immediatamente sono avvertite. In realtà, questa è la seconda versione, sarebbero stati proprio i tunisini a sollecitare il suo arresto, trasmettendo all'Italia copia dell'ordine di cattura, e i poliziotti della Digos e i carabinieri hanno eseguito il fermo senza svolgere ulteriori indagini. Ecco perché in serata, di fronte alle polemiche sempre più forti sulla sottovalutazione dei pericoli legati ai flussi migratori, dal Ministero dell'Interno viene evidenziata la bravura degli investigatori italiani che hanno rintracciato lo straniero mettendolo a disposizione della magistratura. Nessuno spiega invece perché si sia deciso di annunciare con enfasi la cattura di un pericoloso terrorista prima di verificare la fondatezza delle accuse. Il che peraltro non concorda con quello che scrive il Corriere nella stessa pagina: agli investigatori mamma e fratello risultano regolarmente residenti in Italia. Comunque lasciamo il Corriere, andiamo velocemente alla cronaca lombarda. Qui c'è un'altra questione: gli intrecci tra la sanità e l''ndrangheta, voti dei clan in cambio di favori politici. A processo ex manager dell'ospedale San Paolo di Milano, corruzione e asta truccata con l'aggravante mafiosa. Per la procura di Milano, che ora formula la richiesta di rinvio a giudizio alla fine di accertamenti scaturiti dal suicidio il 19 luglio 2010 di Pasquale Libri, economo dell'ospedale San Paolo e segretario della commissione aggiudicatrice di un appalto, per la procura le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta sono appesantite dall'aggravante dell'aver agito al fine di favorire l''ndrangheta. Per le difese, invece, degli ex direttore amministrativo e ex direttore generale del San Paolo, Sbardolini e Catarisano, e dell'ex direttore generale della SL di Pavia, Chiriaco, negli atti non ci sono altro che congetture. Mentre, sempre dalla cronaca lombarda, la doppia vita del figlio di Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, spese pazze ma anche revisore dei conti. Il figlio dell'ex presidente delle Ferrovie Nord Milano, nominato da Forza Italia alla Fondazione Milano, presieduta dall'ex senatrice del PD Marilena Adamo. Mentre sull'inchiesta delle ferrovie il presidente Maroni dice: siamo pronti a chiedere i danni. Azione civile, annuncia Maroni, se verranno accertate le responsabilità dei dirigenti. Ora nuovi vertici. Arriva Andrea Gibelli, leghista. Consiglieri ridotti da 7 a 5, tra una settimana la situazione sarà sistemata, scrive il Corriere della Sera. Intanto, per la cronaca, il comasco Paolo Rusconi, morto in Kenya, è stato rapinato, aggredito da banditi entrati nella sua casa, prima picchiato, aveva una ferita alla testa, poi ucciso con 2 colpi di pistola. A proposito di cronaca però locale, Il Giorno si sofferma in particolare sulla vicenda di Gaggiano. Il covo del terrore è il titolo del quotidiano Il Giorno in cronaca locale, con la fotografia dell'interno della casa in cui si nascondeva Abdelmajid Touil con la madre e altri membri della famiglia. A Gaggiano i vigili fermano il 22enne di origini marocchine, ricercato da Tunisi per l'attentato al Museo del Bardo. Mamma Fatima come un toro nell'arena. Lui non ha le mani sporche di sangue, dice la madre. E il fratello maggiore: ma che estremista. Fatica a usare Facebook. A domanda precisa, la madre, Fatima, non spiega quanto abbia pagato suo figlio Touil per approdare in Italia via mare, ma ripete: a marzo non avrebbe mai potuto prendere un aereo per Tunisi, non aveva i documenti. Ma la madre non chiarisce perché si è decisa a denunciare solo in aprile a Trezzano lo smarrimento del passaporto di Touil, pare perso in mare.
Abbiamo aspettato per paura che lo mandassero via, dice la donna. Il fratello maggiore, Abdel Razzouk, dice che fa il muratore. Non fa cenno alla bancarella di vestiti che, per la moglie Kutbia, la famiglia allestirebbe nei mercati dell'Interland, dove anche Tuil avrebbe lavorato. Da febbraio a oggi, dice la famiglia, compatta, è sempre rimasto in Italia per cercare un impiego. E c'è anche l'intervista all'insegnante Flavia Caimi, referente per l'alfabetizzazione dell'Istituto Franceschi di Trezzano. Nei giorni dell'attentato a Tunisi, quel ragazzo era a lezione da noi, studiava italiano, nel registro era presente il 16 e il 19 marzo. C'è una testimonianza, scrive Il Giorno, che potrebbe aiutare a capire quale ruolo ha avuto, ammesso che l'abbia avuto, Abdelmajid Touil nella strage al Museo del Bardo di Tunisi. È la testimonianza di Flavia Caimi, referente per l'alfabetizzazione dell'Istituto Comprensivo Franceschi di Trezzano. Tra i frequentatori del corso di italiano c'era anche Touil, il marocchino arrestato martedì. La prima ad accoglierlo a scuola è stata la professoressa Caimi. Sono stata io a fargli il primo colloquio preliminare per valutare le sue competenze. A scuola siamo rimasti tutti stupiti dell'arresto, dice la professoressa. Secondo quanto riferito dall'insegnante che curava il corso, Touil è sempre stato presente a tutte le lezioni. Il corso lo curava un altro insegnante, non la professoressa Caimi, intervistata dal Giorno. Il ragazzo si è iscritto al corso di italiano a inizio marzo. La famiglia sostiene che avesse lezione dal lunedì al giovedì, il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Ed è giusto, è corretto, dice la professoressa. Quindi il ragazzo era regolarmente a lezione anche lunedì 16 marzo e giovedì 19, nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'attentato a Tunisi? Sì, dice la professoressa Caimi. L'insegnante titolare del corso mi ha riferito che sul registro Touil risulta presente anche in quei 2 giorni. Non a caso ieri quel registro è stato acquisito dai carabinieri. Come è stato possibile iscrivere Touil al corso dal momento che su di lui pendeva provvedimento di espulsione e pare che non avesse documenti? Abbiamo coinvolto Villa Amantea, spiega la professoressa Caimi. È un'associazione che si occupa dei problemi legali degli stranieri. È una prassi. A colloquio faceva fatica a proferir parola, conosce solo l'arabo, manco il francese. Mi è sembrato da subito molto provato, come se avesse sofferto tanto, dice la professoressa Caimi. Credo fosse l'effetto del viaggio sul barcone, delle privazioni alle quali ha dovuto far fronte. Di solito succede che poi gli studenti si aprano. Lui mi sembra che sia rimasto molto riservato. Estradizione possibile ma non scontata perché là c'è la pena di morte, domani l'udienza, scrive ancora il Giorno, che poi interpella i vigili di Gaggiano. È stato un arresto facile, dicono i vigili, senza parapiglia. Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli €19. Gamma nuova corsa da €9.550. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Posso? Solo una domanda. Aspetta che spengo. Che vuoi? Perché secondo lei Unisalute ha il livello più alto di soddisfazione clienti nel settore salute? Saranno più bravi. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute e del gruppo Unipol. Grazzo. Quando c'è Unisalute c'è tutto. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutte e verdure italiane in formato XXL. Da oggi pomodori ciliegino 500 grammi più 150 gratis a €1,69 e carote 1 chilo più 250 grammi gratis a soli 99 centesimi. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Tanto lasciamo il Giorno con un'altra questioncella a margine, la kermesse dell'Expo 2015 a Milano. Solo 60.000 persone al giorno e top secret il numero degli ingressi, cioè la società Expo non dice quante persone entrano al giorno. I ristoratori sono delusi. Nelle prime 3 settimane dell'Esposizione Universale di Milano ogni giorno sono entrate in media 60.000 persone.
Questa è la stima delle visite quotidiane tra i padiglioni, che fonti autorevoli hanno permesso di ricostruire, perché la società Expo continua a tenere sotto chiave i dati degli accessi. Visto che ci sono messi anche soldi pubblici, tenere sotto chiave i dati. In sostanza l'evento si è tenuto al di sotto delle stime degli organizzatori, che calcolavano 80-90.000 presenze medie in settimana, con picchi di 250.000 nel weekend. Pare che non sia così. Mentre la Pedemontana torna nel mirino dell'autorità anticorruzione, dopo la finanza arrivano gli uomini di Cantone, sotto esame le carte degli appalti delle ultime tratte. Approvato l'ultimo bilancio, sarà cambiato il vertice della società. È in arrivo, pare, l'ex presidente delle Poste Massimo Sarmi. In uscita Marzio Agnoloni, l'attuale amministratore delegato di Pedemontana. Sulla questione dell'Expo, ma sotto il profilo della desolazione del padiglione Lombardia, si sofferma anche Libero. Il padiglione della Lombardia doveva ospitare la regia degli eventi regionali. Dentro vengono proiettati soltanto filmati e non c'è neppure la rosa camuna. La desolazione del padiglione lombardo, che lasciamo per andare al primo piano del quotidiano nazionale. Il primo piano del quotidiano nazionale è dedicato a questa storia dell'arresto del 22enne a Gaggiano, jihadista allo sbaraglio in mare. Ecco perché i conti non tornano, secondo l'esperto di cose militari Andrea Mergelletti, il quale dice che i terroristi usano mezzi più sicuri. Per i miliziani è facile trovare un passaporto falso e imbarcarsi su un aereo. Il ricercato peraltro dalle autorità tunisine, è stato preso, arrivò in Italia su un barcone e, dice Tunisi, aiutò i killer dello Stato islamico. Ma per i PM di Milano le accuse sono tutte da verificare, scrive ancora il Quotidiano Nazionale. Una storia piena di falle è il commento sul Quotidiano Nazionale di Gabriele Canet. Dunque c'è una falla, anzi più d'una, ce n'è un'infinità di falle, di buchi in questa storia. Non negli scafi dei barconi, perché quelli che devono arrivare in Italia con i passeggeri graditi ai signori della morte hanno chiglie robuste, a differenza delle bagnarole su cui si ammassano i disgraziati che fuggono veramente dalla fame e dalla guerra. No, le falle sono in questa vicenda del giovane marocchino terrorista o presunto tale, per la quale si stanno sprecando gli elogi tra le istituzioni, con ministri che si complimentano tra loro come se avessero smantellato Al-Qaeda, e le solite voci anti-immigrazione che chiedono le dimissioni di tutti e la chiusura di tutto, mentre i casi sono due. O questo signore sbarcato, identificato ed espulso il 17 febbraio scorso è poi tornato in Tunisia, ha partecipato alla strage ed è tornato in Lombardia, e allora vuol dire che mentre noi ci spremiamo in uomini e mezzi per salvare vite umane alla deriva esiste un canale parallelo, un tour operator del terrore che fa la navetta indisturbato tra la Sicilia e l'Africa, il che conferma che il nostro sistema di filtro è un colabrodo, troppi occhi lucidi e troppi pochi mezzi per troppo mare. E chi anche ieri nel palazzo evocava l'Europa, visto come si atteggiano i nostri partner, o è un minorato o è in malafede. Quanto ai bombardamenti degli scafi, il generale Arpino ha già spiegato egregiamente su queste pagine che con il mandato che abbiamo ricevuto sarebbe più facile la riconquista dell'Abissinia di qualche azione sulle coste libiche. Se invece questo Abdel non c'entrasse nulla col Pardo e fosse sempre rimasto a Gaggiano con madre e fratelli, visto e coccolato dai vicini, peraltro sotto espulsione, sotto procedimento di espulsione, è un'altra la falla, allora, in questo caso, su cui deve cadere l'attenzione, scrive Canet, e per la quale non è il caso che i ministri si congratulino tra loro. Il fatto che il signorino, come altre migliaia, abbia considerato carta straccia il provvedimento di espulsione del questore di Agrigento, atto dovuto su cui nessuno vigila e che quasi mai viene applicata l'espulsione. Insomma, in un caso o nell'altro, il ragazzo era nel posto sbagliato, grazie a una qualunque delle tante falle nel barcone del sistema. E siccome l'Europa è assente, bisognerà cominciare a darsi da fare sul serio per chiuderle, queste falle, da soli, con qualche lacrima buonista in meno, con un po' di catrame politico in più.
Battaglia sugli sbarchi dei migranti, propone Matteo Salvini, blocchiamo le frontiere. Il ministro Alfano gli risponde, l'Italia non merita questa Lega. Forze dell'ordine, twitta Renzi, sono orgoglioso della vostra professionalità. Grazie per questo arresto. Matteo Renzi ringrazia ovviamente su Twitter le forze dell'ordine, orgoglioso della vostra professionalità, twitta il Presidente del Consiglio per l'arresto di Magid. Le opposizioni prendono di mira il ministro dell'Interno Alfano chiedendone le dimissioni. Stamattina alle 9:30, tra un'oretta e 20, ascoltiamo cosa dice Alfano alla Camera dei Deputati. Mentre lasciamo l'argomento di primo piano sul Quotidiano Nazionale per andare a quello di secondo piano, le stragi impunite. Debutta il nuovo reato di omicidio stradale, pirati in carcere, patente revocata per 30 anni, giro di vite per chi uccide al volante ubriaco o sotto l'effetto di droga. Pena massima di 18 anni per i pirati della strada. Primo passo per l'omicidio stradale fatto in aula a giugno. Mentre sempre dal Quotidiano Nazionale segnaliamo anche a pagina 18 un servizio su un'iniziativa della Regione Lombardia, 5 milioni di aiuti non utilizzati dai cittadini. Le norme sono troppo lontane dalle famiglie sul mutuo prima casa in Lombardia. 500 interventi finanziabili, soltanto 79 le richieste arrivate in regione. C'è poi il capitolo delle spese folli di Norberto Achille, Ferrovie Nord Milano, erano di moglie e figli, perché ha detto lo stesso presidente uscito delle ferrovie regionali, controllate dalla Regione Lombardia, ha detto Achille, insomma, non sapevo dire di no a mia moglie e ai miei figli. A Milano è stato interrogato l'ex presidente delle Ferrovie Nord accusato di peculato e truffa. I soldi usati per gli sfizi, le multe per 125.000 euro già decurtate dal salario. E andiamo alla prima pagina della Stampa, dove Maurizio Molinari si sofferma sulla questione dell'arresto a Milano per la strage di Tunisi del clandestino marocchino di 22 anni che avrebbe partecipato all'attentato al Museo del Bardo, secondo le autorità tunisine che lo cercavano. La cattura di Abdelmajid Touil, accusato di essere coinvolto nell'attacco al Museo del Bardo di Tunisi, dimostra, scrive Molinari, come il sistema antiterrorismo che protegge 60 milioni di italiani abbia un importante punto di forza, ma anche un pericoloso tallone d'Achille. La forza sta nella cooperazione con i servizi di intelligence di Tunisia e Marocco e anche nella capacità di sorvegliare e catturare personaggi ad alto rischio. La caccia ai jihadisti richiede formule di integrazione con le polizie dei paesi da cui provengono. Il blitz di Gaggiano ne attesta l'efficacia. Se durante la guerra fredda la sicurezza dei cittadini dalla minaccia dei tank del patto di Varsavia era assicurata dall'integrazione fra i nostri reparti corazzati e quelli della NATO sul fronte di Trieste, nella stagione della guerra al terrorismo jihadista, a tutelare i connazionali è la capacità delle nostre forze di sicurezza di operare in sintonia con quelle dei paesi del Mediterraneo. Ma c'è anche un tallone d'Achille, scrive Molinari in prima pagina sulla Stampa, e sta nel fatto che Abdelmajid Touil ha sfruttato i barconi dei clandestini per muoversi nel Mediterraneo ed entrare nel nostro paese. La capacità anche dei gruppi terroristi di infiltrare e gestire il traffico dei clandestini è documentata dal recente rapporto del Global Initiative Against Transnational Organized Crime di Ginevra, secondo cui lo Stato islamico, ISIS, ha già ottenuto almeno 323 milioni di dollari dal traffico di esseri umani verso l'Europa, che significa poi principalmente Italia. Alcune delle testimonianze raccolte nel rapporto descrivono come i clandestini, durante il percorso dal Sud Sahara alla costa mediterranea, paghino più gruppi armati senza sapere chi siano. I recenti episodi di cristiani buttati in mare da barconi suggeriscono quanto il virus jihadista sia presente anche tra i musulmani in arrivo. Ciò significa che la gestione degli arrivi da parte dell'Italia deve includere la necessità di identificare possibili terroristi. I controlli che vengono fatti non hanno consentito di fermare Touil e dunque devono essere modificati. Servono misure di sicurezza più aggressive, che dal momento del salvataggio dei clandestini in mare siano capaci di creare uno scudo a difesa del paese.
per accrescere la protezione dei cittadini in attesa di trovare sul piano politico e militare la risposta più efficace alla partenza dei barconi dalla costa magrebina. La risoluzione ONU che l'Unione Europea si augura, con compiti di polizia e possibilità di interventi contro i trafficanti di uomini, è soltanto il primo debole tassello di una strategia destinata a essere più vasta, includendo la caccia ai jihadisti, il sostegno a governi locali e i progetti di sviluppo economico regionale a lungo termine. Ma la difesa dei cittadini ha tempi più urgenti, conclude Molinari, e non può aspettare la soluzione al problema dell'immigrazione clandestina. Bisogna combattere il rischio di infiltrazioni terroristiche come se i clandestini non esistessero e bisogna trovare una risposta strategica ai clandestini come se i possibili terroristi non fossero tra noi. Da qui l'impellenza di un'integrazione fra unità antiterrorismo di tutti i paesi del Mediterraneo. Sulla questione dei punti di domanda, dei punti interrogativi, la Stampa si sofferma a pagina 3. Perché raggiungere l'Italia con un barcone se la famiglia vive da tempo in Italia? Perché la madre denuncia la sparizione del passaporto del figlio che ufficialmente è clandestino? Come ha fatto a rientrare in Italia dalla Tunisia se davvero è tornato lì per compiere l'attentato? Non solo la famiglia, anche i vicini testimoniano che non si è mai mosso. Come si spiega questa cosa? Lasciamo la Stampa e andiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre la sua prima pagina su questa questione. Arrestato a Milano per la strage in Tunisia, arrivato su barcone, per la procura accuse da verificare, Lega all'attacco, sospendere Schengen. Le prime 4 pagine di Repubblica sono dedicate a questo arresto, mandato di cattura da Tunisi, ma per la procura appunto accuse da verificare. Il mistero di Abdel tra i pasti alla Caritas e le lezioni di italiano, il pezzo di Piero Colaprico. Dormiva a casa della mamma a Gaggiano, andava a scuola a Trezzano. Bloccare le frontiere, dice il leader della Lega Salvini intervistato da Repubblica, è arrivato il momento di prevenire il pericolo del terrorismo. Sono mesi che lo dice la Lega, ora lo dicono anche gli altri leader europei, dice Matteo Salvini a Repubblica. Soltanto l'Italia è rimasta il paese affittacamere per i clandestini. Che deve succedere ancora per fare qualcosa? Un attentato? Il ministro Alfano si dimetta. Alfano pensi piuttosto a ciò che è successo in Italia, più che dire che l'Italia non merita la Lega, come ha twittato ieri Alfano. Dai tifosi olandesi che hanno devastato Piazza di Spagna ai Black Bloc che hanno devastato Milano, ora al terrorista marocchino arrivato col barcone, mentre la polizia è sempre più demotivata e non vede l'ora di avere un vero ministro, dice Salvini a Repubblica. Bisogna bloccare subito le partenze, allestire in Africa i punti di identificazione, bombardare i barconi vuoti per non farli riutilizzare. Ne ha parlato perfino Renzi, lo faccia. Bisogna poi controllare da subito le frontiere, sia gli europei che gli altri. Il vero danno planetario per l'Italia sarà quello che si leggerà oggi sui giornali di tutto il mondo, che a 20 chilometri da Expo c'era un presunto terrorista che ha provocato in Tunisia la morte di 24 persone. Abbiamo fatto un'ennesima figura pessima in Europa, conclude Salvini. Ieri ero a Strasburgo. Ci fosse stato il premier Renzi, non l'avrebbero coperto di sorrisi. In Europa sono preoccupati per ciò che sta accadendo in Italia. In Tunisia si sta spargendo la voce che stiamo svuotando le loro galere. Al contrario, il vice ministro Filippo Bubbico, uno dei 3, dice che la sicurezza funziona e questa è la prova. Il Carroccio fa solo propaganda. Questo successo dimostra la serietà di chi fa le indagini, dice Bubbico. Segue il pezzo di Carlo Bonini, gli sbarchi e le paure delle infiltrazioni, ma il pericolo non arriva via mare. Per ragioni geografiche l'Italia è terra di transito di jihadisti e di foreign fighters. Intelligence e polizia ricordano che chi raggiunge le coste italiane viene subito inserito nelle banche dati Europol e cessa perciò di essere invisibile. Però per mesi ci hanno detto che non si identificavano nemmeno i soggetti sbarcati. Come fai a identificarli esattamente? Il tizio infatti aveva il decreto di espulsione perché non era identificato, giusto appunto, e non aveva documenti, salvo quello trovato dalla madre per essere denunciato 2 mesi dopo. Comunque, lasciamo anche questa questione su Repubblica, ci torniamo con gli altri giornali naturalmente, e per quanto riguarda invece la questione della scuola, il primo sì alla riforma della scuola,
Su Repubblica c'è una, direi, patetica intervista a Stefano Fassina, uno dei leader della sinistra del PD. Dovrò uscire dal partito se al Senato non sarà modificata davvero la riforma della scuola, dice Fassina. Segue a pagina 9 di Repubblica il dossier sui contenuti della riforma: meno poteri ai presidi, un bonus da 500 euro per acquisto libri, strumenti digitali, iscrizione a corsi. Ecco com'è cambiata la riforma della scuola. Esclusa la donazione sul 730, confermati i benefici fiscali per chi contribuisce, nuovi criteri per le valutazioni e l'inserimento dei docenti. Punto per punto è stato modificato il disegno di legge sull'istruzione. I precari, gli idonei, i dirigenti, le scuole paritarie, le modalità di assunzione, i premi e gli scatti e il 5 per 1000. I temi della riforma. Mentre Mattarella e Renzi, il Presidente della Repubblica e del Consiglio, hanno detto basta con questo calcio. Indignato, si è detto Mattarella. Ora servono rapidità e severità. Dice il Premier, sono disgustato, cambieremo il sistema. Aumenta la pressione per il CONI, Malagò studia in silenzio, scrive Repubblica, una strada per il commissariamento. E sempre da Repubblica, pagina 15, l'articolo di Sebastiano Messina sulla Toscana. Il presidente uscente del PD e ricandidato Enrico Rossi sfida il fuoco amico della sinistra e la Lega sogna di portarlo al ballottaggio. Il governatore uscente subisce lo strappo di Sinistra Ecologia e Libertà. Nell'unica regione dove c'è il doppio turno, se nessuno arriva al 40%. Fanno il test di antirenzismo, dice Rossi. Non li seguo e non capisco i PD contrari alle riforme. Non potevamo allearci col PD, dice Sinistra Ecologia e Libertà. Ha subito una mutazione genetica. Il candidato leghista, Claudio Borghi Aquilini, 45 anni, è il responsabile economico del partito, sogna di andare al ballottaggio, scrive Repubblica in questo articolo a pagina 15. Mentre Roberto Formigoni spiega gli insulti che ha dato dopo aver perso il volo per Milano. Ci arriviamo a parte. Ha detto di tutto Formigoni a quelli dell'Alitalia. Chiedo i danni all'Alitalia, non mi pento, gli italiani fanno così. Ho agito da maschio, dice con curiosa precisazione Roberto Formigoni. Mentre sui vitalizi c'è la rivolta di 300 ex consiglieri regionali, tagliarli è illegittimo, dicono, una partita da 10 milioni. 8 consigli regionali hanno varato una stretta sui vitalizi, raffica di cause, anche da chi prende 3.500 euro al mese per soltanto 6 mesi di lavoro. E infine su Repubblica la questione delle pensioni e i progetti futuri. Quota 62 per andare in pensione, anni naturalmente, non contributi, anni contributivi ma anni anagrafici, penalità a chi anticipa, prestiti, le molte strade per la pensione flessibile, il proposito di Renzi. Mentre Repubblica si occupa anche di un'altra questione nelle pagine di cronaca: il finto olio extravergine sarebbe un olio su 2 finto extravergine, è l'ultimo scivolone del Made in Italy. Un'analisi dell'Agenzia delle Dogane, altro che Expo, bottiglie vendute come purissime non rispettano i parametri dell'Unione Europea. I produttori replicano, non è vero, ma intanto la materia prima di qualità inizia a scarseggiare. I risultati sulla rivista Test, l'ex Salvagente. Dalla Mosca Olearia al Maltempo è stato un anno orribile. Ci sono tutte le marche degli oli italiani. Una bottiglia su 2 di olio extravergine di oliva in realtà è solo vergine. Un prodotto ottimo, ma per i consumatori la differenza nell'etichetta significa avere speso circa il 35% in più rispetto alla qualità reale acquistata. Ma andiamo alla prima pagina del giornale. Italia con la Brodo, centro accoglienza terroristi. Lo stragista di Tunisi, arrestato a Milano, era arrivato coi barconi. Grazie a Renzi e Alfano, titola il giornale in prima pagina. C'è poi però anche la ricetta di Berlusconi: pensioni alte, basta IMU e flat tax, dice Berlusconi, che attacca il governo e lancia il partito repubblicano. La nascita del partito il 2 giugno a Milano, titola in prima pagina il giornale. A pagina 11 c'è il servizio di Francesco Kramer, la ricetta liberale di Berlusconi: basta con l'IMU,
pensioni più alte e flat tax, tassa ad aliquota unica. Domani Berlusconi sarà a Napoli. Intanto punge Renzi, ha il record della pressione fiscale e il 2 giugno a Milano nasce il Partito Repubblicano. Superare i personalismi, dice anche Nunzia De Girolamo, per essere un grande movimento di popolo. Alle pagine 2 e 3 il giornale si occupa della vicenda del fermato per la strage di Tunisi. È arrivato in Italia su barcone, sospettato di essere la mente dell'attentato al Museo del Bardo. Per la polizia l'uomo era già stato espulso, la madre lo difende, quello che abbiamo già visto, ma il governo garantiva niente terroristi tra i migranti. Il Viminale, e non solo, ha ignorato l'allarme lanciato da chi è in prima linea e ora abbiamo gli islamisti in casa, scrive il giornale. Sul cellulare sequestrato a un clandestino c'erano anche foto di armi. Occhio agli alleati, intanto, scrive Gianmica Lessin, rischiamo di restare soli. Londra e Parigi si fanno gli affari loro e complottarono per il petrolio in Cirenaica per buttar giù Gheddafi. Intanto le opposizioni all'attacco di Alfano, dimettiti. Il sindacato di polizia accusa, la nostra sicurezza è un colabrodo. Dopodiché anche il giornale si occupa delle pensioni, il governo nega di voler estendere a tutti il sistema contributivo, il ministro Padoan difende le misure di Palazzo Chigi sui rimborsi, abbiamo restituito dal 10 al 40%, dice Padoan, il quale adesso può dire di tutto perché ormai ha già detto di tutto, quindi quando uno dice di tutto è come dicesse niente. Ci sono 4 ipotesi fatte dal giornale, 4 scenari sulle pensioni future. Contributivo per chi lascia prima, così la rendita cala del 20%, contributivo per tutti, un prelievo che punisce chi è ancora al lavoro, flessibilità con mini tagli, anticipare l'uscita, costerà fino a 60 miliardi, confluenza dentro l'INPS, il vero obiettivo è fare cassa per risanare i conti pubblici. Prosegue poi l'inchiesta del giornale su mogli, fratelli, cugini, il vitalizio di famiglia a partire dalle pensioni dei senatori. Aggiunge un posto a tavola che c'è un parente in più. Garinei e Giovannini forse l'avrebbero scritta in questo modo se avessero saputo che con il passare degli anni il Senato della Repubblica si sarebbe trasformato in un buon retiro per fratelli, cugini, figli e suocere, perché il potere ha un tratto ereditario. Scorrendo l'elenco dei vitalizi erogati dal Senato, si scopre che dal 92 al 2001 ha transitato sui banchi del Senato Franca d'Alessandro Prisco. Si tratta della suocera di Walter Veltroni, ex assessore nelle giunte comuniste del Comune di Roma coi sindaci Argan, Petroselli e Vetere. Franca d'Alessandro, moglie di Massimo Prisco, direttore Federazione Statali della CGIL, compì il salto in Parlamento sulla scena nazionale nei 14 anni trascorsi dal termine della propria esperienza al Senato. Ha accumulato circa 770.000 euro di vitalizi di fronte a un contributo di 238.000 euro. Ha incassato cioè 531.000 euro in più, cifra leggermente inferiore a quella di Salvatore Crocetta, il quale ha messo via gratis 586.000 euro di buco previdenziale. A voler vedere anche i contributi che li paghiamo sempre noi, non è quello il punto. Comunque, Salvatore Crocetta è il fratello dell'attuale governatore siculo Crocetta, Rosario. Salvatore è comunista vero, dopo la Bolognina se ne va con Rifondazione. Per quanto abbia avuto i suoi 5 minuti di visibilità con 3 legislature da senatore, è a Rosario che è riuscito il colpo grosso di fare il sindaco del paese natio e poi il potentissimo presidente della regione Sicilia. La Sicilia, scrive il giornale, una terra nella quale i valori familiari sono al primo posto. Basta spostarsi da Gela a Paternò per un'altra famiglia, quella dei La Russa. Tutti conoscono il simpatico Ignazio, avvocato fondatore di AN, ex ministro, oggi difensore dei valori di destra in Fratelli d'Italia. Un po' meno noto al grande pubblico è il fatto che la famiglia La Russa abbia la politica nel sangue. Il padre di Ignazio, senatore dell'MSI, il fratello, senatore della Democrazia Cristiana e del CCD di Casini. Dal 96 non è più parlamentare. Lo sbilancio per lui è salito a 700.000 euro tra contributi versati e quanto già incassato.
Non è un caso isolato. Prendiamo Francesco Covello, calabrese di Castrovillari, Moroteo, eccetera, eccetera, poi tutto il resto. C'è anche la figlia di Cossutta, Maura Cossutta, figlia del filo sovietico Armando, è successo anche a Balda Di Vittorio, figlia del leader storico della CGIL, eccetera, eccetera. Sono tutti coloro che sono passati in Parlamento praticamente, compresa la suocera di Veltroni, Franca D'Alessandro. Sempre poi dal giornale, a pagina 12, l'inchiesta su Mafia Capitale, la cooperativa aveva l'ok del Ministero dell'Interno, il centro migranti di Mineo, il celeberrimo Cara, dominio degli Alfagnani, era il cuore degli affari scoperti dai pubblici ministeri. Cantone ha invano segnalato irregolarità negli appalti. Ci sono appalti e appalti, scrive il giornale, ci sono pareri e pareri, come quello dell'autorità anticorruzione, che in certi casi può essere non vincolante per annullare una gara, anche se l'appalto in questione è quello per la gestione del Cara di Mineo, il centro richiedenti asilo in provincia di Catania, emerso nelle indagini di Mafia Capitale come luogo chiave per il business d'oro degli immigrati, tanto caro a Salvatore Buzzi e a Luca Odevein, l'ex vice capo di gabinetto di Veltroni, arrestato. La vicenda è quella della conferma da parte del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza di un appalto per la gestione del Cara di Mineo da 98 milioni di euro al Consorzio di Cooperative Sociali Casa della Solidarietà, lo stesso che gestisce il Cara dal 2011, nonostante la doppia bocciatura dell'anticorruzione di Cantone. Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli 19 euro. Gamma nuova corsa da 9.550 euro. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Oh! €1. Gli elettrodomestici delle migliori marche ci amano. Perché? Ci regalano l'asse da stiro e lo stand di biancheria Foppa Pedretti. Solo loro valgono più di 300 euro. Operazione a premi valida fino al 4 giugno. Regolamento completo con prodotti in promozione e punti vendita aderenti su unieuro.it. €1. Batte forte sempre. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Radio Padania Libera, la tua radio. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera.
Buongiorno a tutti dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Un'area di bassa pressione stazionerà in questi giorni in prossimità del nord Italia, mantenendo fino a domenica variabilità e temperature fresche. Le previsioni per oggi: tempo variabile, per lo più nuvoloso, con qualche schiarita fino a metà giornata. Poche piogge sparse al mattino, via via più frequenti nel pomeriggio sulla Valtellina e in pianura. Possibili rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto sulla bassa padana. Domani venerdì cielo molto nuvoloso con temporanee schiarite al mattino su Alpi e Prealpi, piogge sparse e qualche rovescio sulla Lombardia orientale. Temperature senza variazioni rilevanti. Dopodomani sabato molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci soprattutto su Valtellina, Bresciano e Mantovano. Domenica in parte soleggiato con nuvolosità irregolare e un raro rovescio su Alpi e Prealpi, temperature in rialzo. Lunedì 25 maggio sole e nuvole, per lo più asciutto. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Una gustosa abitudine: seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania, prenota subito l'evento più vicino chiamando 339 6395 685. Prossime date: 22 maggio Luzzara Reggio Emilia con Matteo Salvini, 23 maggio Vigevano Pavia e San Damiano d'Asti, 24 maggio Olgiate Comasco Como, 30 maggio Castions di Strada Udine, 31 maggio Cantù Como, 1 giugno Martinengo Bergamo, 6 giugno Torino e Cuneo, 12 giugno Melzo Milano, 13 giugno Ripalta Cremasca Cremona, 20-21 giugno Pontida. Se vuoi davvero aiutare Radio Padania, partecipa ad uno di questi eventi chiamando 339 6395 685. Torniamo brevemente al giornale, giusto per segnalare una lunga intervista nelle pagine interne a Francesca Immacolata Sciauqui, l'esperta, la giovane esperta voluta da Papa Bergoglio per le finanze vaticane. Così il Vaticano sulle finanze ha vinto la sfida della trasparenza. Dice la Sciauqui, non c'erano enti sull'orlo della bancarotta, i cambiamenti erano già iniziati con Benedetto XVI. Su questo personaggio Sciauqui saranno stati diversi articoli, come forse vi ricorderete, per alcuni tweet su Bertone e compagnia bella e per la provenienza un po' particolare della fanciulla. Ma lasciamo il giornale per andare al Fatto Quotidiano. È il terrorista del Bardo, ma ha l'alibi. Era a scuola. Ieri mattina l'annuncio clamoroso, preso l'ideatore, uno degli esecutori dell'attentato di Tunisi arrivato in Italia su barcone. Più tardi i primi dubbi sulle accuse giunte dalla Tunisia. In realtà il preside e i docenti di Gaggiano confermano: era con noi. Vacilla adesso anche la pista della partecipazione. Arrestato per la strage, ma quel giorno era a scuola, scrive il Fatto Quotidiano. L'Italia esegue il mandato di Tunisi, poi scopre l'alibi del 22enne marocchino. In dubbio anche il ruolo di supporto all'assalto al museo. Il nome sul registro smentisce le accuse. Il nome del giovane risulta alle autorità per essere arrivato in Sicilia il 17 febbraio su un barcone. Da mesi frequentava un istituto nel milanese, da marzo. Diverse testimonianze concordano, il ragazzo era a lezione, scrive il Fatto, che poi si occupa delle elezioni regionali in Liguria. La Liguria Mugugna, il PD trema, l'incubo della scossa a sinistra tra il tradimento degli scaioliani e la campagna per il voto disgiunto. La candidata di Renzi, Paita, rischia grosso, eppure il partito. Giovanni Toti, catapultato qui da Forza Italia, in lista con lui il nipote di Scaiola. La discepola di Grillo, Alice Salvatore, 32 anni, dice che Pastorino, l'altra sinistra civatiana, è destinato a fare da stampella alla Paita. Non sarà così perché vinciamo noi. Mentre alla Camera
Politici e funzionari si proteggono a vicenda, perché se taglio a te, taglio a me. I vitalizi che il governo promette di abolire sono nelle mani degli uffici di Montecitorio, ma i tecnici godono degli stessi benefici dei parlamentari, intoccabili. Il tentativo di ridimensionare i trattamenti superiori a 14 volte il minimo INPS rischia di saltare a causa di 300 ricorsi. E sempre dal Fatto Quotidiano, il romanzo Mafia Capitale era stato scritto 5 anni prima, in forma proprio di romanzo, di libro. Chiusa l'esperienza in Campidoglio con Veltroni, un dirigente del comune, Bonadonna, scrisse un libro su politica, rom e delinquenza che anticipò l'inchiesta. E lasciamo il Fatto con un'ultima segnalazione, una curiosa proposta di legge del PD, anoressia e cibo forzato. Via le firme dalla legge. Una deputata del PD propone un trattamento sanitario obbligatorio per chi soffre di disturbi alimentari. 24 ore dopo c'è la retromarcia. La proposta di legge è stata fatta dalla deputata Sara Moretto sul tema dell'anoressia e dei disturbi alimentari. L'idea è quella di imporre il trattamento sanitario obbligatorio a chi soffre di disturbi di alimentazione, rinchiuderli in ospedale e sottoporli a trattamenti nutrizionali obbligatori se si rifiutano di affrontare la cura e l'intervento considerato come salvavita. Lasciamo il Fatto e andiamo al Libero. I killer delle pensioni prendono questi vitalizi, altri 40 nomi di Magnoni, titola Libero in apertura, Anselmi, Scotti, De Michelis, i ministri che hanno distrutto la previdenza hanno incassato 12 milioni di euro, più di quanto versato. Il Partito Democratico dice che sono i burocrati che ci impediscono di tagliare. In Lombardia, secondo assegno regalato a Capanna, 500.000 euro al fratello di De Mita. C'è Tina Anselmi, un monumento della vecchia DC, c'è anche Cesare Salvi che ha attraversato la storia comunista e ha appeso la tessera parlamentare al chiodo dopo aver scritto un libro contro i privilegi dei parlamentari. In mezzo volti noti della Prima e della Seconda Repubblica: Vincenzo Scotti, Gianni De Michelis, Rosa Russo Iervolino, Antonio Bassolino, Antonio Pizzinato, Adriano Teso, l'imprenditore che ha assaggiato solo un boccone di esperienza parlamentare affascinato da Berlusconi. Regalo di 12 milioni ai killer delle pensioni, scrive Libero. Alla Anselmi 1.200.000, a Scotti 990.000, a De Michelis 560.000. Ecco quanto incassano più dei contributi corrisposti ministri e vice che hanno distrutto la previdenza. Poi c'è il doppio assegno di Mario Capanna, 500.000 al partigiano, l'altra vicenda, il presidente dell'ANPI, Smuraglia, 560.000 euro, l'ex vice sindaco di Milano Corbani 200.000. Il sessantottino Capanna, da ex consigliere lombardo, ha preso 300.000 euro più del versato. A pagina 4 invece di Libero abbiamo l'articolo su Amato e Letta che sbuffano, non chiamateci papponi. Il dottor Sottile, Giuliano Amato, attacca, è un'ingiustizia definirci in quel modo, e Enrico Letta promette, sono fuori dal Parlamento, non chiederò i soldi, lui sarà un pensionato futuro. Mentre sulle pensioni c'è anche in prima pagina il direttore Maurizio Belpietro che dice: ma quali 20-30 euro, quello che abbiamo detto anche l'altro giorno, le pensioni anticipate, cioè ha detto Renzi, se andate in pensione prima vi daremo la possibilità di farlo con 20-30 euro di penalizzazione. Ma che 20-30 euro? Il taglio è del 30-40%, altro che 20-30 euro. Matteo dice balle perfino alle nonne, scrive Belpietro. La pensione anticipata, una trappola per la nonna. Ha detto il Premier che le donne potranno lasciare il lavoro prima del tempo e perderanno solo 20 o 30 euro, intendeva forse al mese, all'anno o al secolo. Boh, è una menzogna, scrive giustamente Belpietro. Con l'attuale sistema chi prende 1.200 euro rischierebbe di vedersene tagliati quasi 400. A porta Renzi assicura sugli scatti nessuno ha perso nulla e invece tutti hanno perso qualcosa, chi poco, chi molto, chi tutto, che è esattamente ciò che abbiamo detto in questi 2 giorni e che giustamente, numeri alla mano, ribadisce il direttore di Libero. Primo piano su Libero c'è anche la riforma della scuola, commentata da Davide Giacalone, tra presidi e precari, perché bocciamo scuola e legge Renzi. Tra le proteste è arrivato il sì. 8 motivi per bocciare la buona scuola. Le assunzioni verranno fatte senza criterio,
L'autonomia e il superpreside sono solo propaganda, le giornate in azienda, scuola, lavoro, si ridurranno a gite, le detrazioni sono un'idea valida, ma il limite di 400 euro è troppo basso, scrive Giacalone. E poi naturalmente in prima pagina su Libero, il terrorista catturato a 15 chilometri da Expo, entrato in Italia sui barconi dei profughi, arrivato da clandestino, lasciato andare, era, secondo le autorità tunisine, nel comando dell'attentato di Tunisi. Il pezzo è di Andrea Morigi. Un terrorista islamico, ricercato dalla polizia internazionale, aveva scelto di vivere da latitante a poca distanza dall'Expo. Il 22enne marocchino, Abdelmajid Touil, era venuto a portare la guerra santa in Italia e non era certo un lupo solitario. Aveva soltanto abbandonato il branco, disperso dopo l'attentato al Museo del Bardo di Tunisi il 18 marzo. Martedì sera era a Gaggiano, a poca distanza da Rho, Expo, quando è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario con premeditazione, cospirazione ai fini di commettere reati contro la sicurezza interna dello Stato, incendio, sequestro di persona, adesione a organizzazione terroristica, attentati per mutare la forma di governo. Ecco la prova, scrive Libero, il killer di Tunisi preso a Milano, arrivato in Italia con gli scafisti. Ora bisogna capire se era qui per nascondersi o per nuove azioni, scrive Libero. Aveva raggiunto l'Italia dalla Libia una prima volta, il 17 febbraio, a bordo di un barcone con altri clandestini. Lo avevano espulso da Porto Empedocle. In seguito aveva partecipato in modo indiretto, secondo il portavoce del Ministero dell'Interno tunisino, alla strage nella quale erano morte 24 persone. Probabilmente si era rifugiato in Libia, da dove era tornato in Italia ancora una volta clandestinamente. Rimane da stabilire quali fossero i suoi obiettivi. A Gaggiano vivono i familiari, ma è improbabile che volesse insediarsi permanentemente a casa con mamma e fratelli. Se avesse voluto nascondersi, avrebbe potuto rimanere coi terroristi islamici a Tripoli e invece misteriosamente era qui, scrive Libero. Potrebbe aver sottovalutato l'attenzione dell'intelligence italiana, oppure c'è da pensare che non si renda conto dell'esistenza di sistemi di controllo, dice Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo negli Stati Uniti. A ben guardare, gli attentatori di Tunisi erano per la maggior parte giovani che vivevano ancora a casa coi genitori. Alcuni andavano all'università, altri facevano lavori saltuari, non erano figure di primo piano, dice Vidino, che aggiunge: è però improbabile che facesse parte di una rete insediata sul territorio lombardo, altrimenti le forze dell'ordine non avrebbero arrestato solo lui pubblicizzando l'operazione. Se no, i suoi eventuali complici si sarebbero dati alla macchia. Lo avranno sorvegliato controllando chi frequentava e cosa faceva. Insomma, era almeno momentaneamente isolato, anche se ciò non consente di escludere l'esistenza di una struttura logistica del terrorismo islamico in Italia, scrive Libero. Poteva essere qui per colpire, per cercare finanziamenti o per reclutare altri pronti a sacrificarsi sulla via di Allah. Anzi, continua l'esperto Vidino, gli arresti degli ultimi mesi che hanno riguardato una cellula di Al-Qaeda ben radicata in Sardegna e lo smantellamento del gruppo torinese di cui facevano parte giovani radicali islamici in contatto con la filiera balcanica dei facilitatori dello Stato islamico dimostrano che le reti in Italia ci sono e agiscono. Semmai con la cattura del ricercato marocchino la minaccia si dimostra più concreta. Touil sapeva di rischiare, soprattutto dopo essere stato identificato e espulso, ma per qualche motivo ha scelto di ripercorrere la stessa rotta. Doveva avere delle buone ragioni per tornare in Lombardia, territorio che ha ospitato decine di terroristi islamici negli anni scorsi. Forse sapeva dove trovare un appoggio, forse lo sperava. Lo si potrebbe scoprire nei documenti sequestrati nell'abitazione di sua madre. Del resto, conclude Vidino, se è vero che rispetto agli altri paesi europei il fenomeno non è così diffuso, d'altra parte in Italia si trovano tutte le tipologie di jihadisti. Intanto sono state avviate le procedure di estradizione. Se ne discute domani in tribunale a Milano. La famiglia lo difende, la Lega chiede la testa di Alfano, lui esulta. Grande risultato, dice Alfano. Si domanda Francesco Borgonovo, come la mettiamo adesso coi negazionisti dei barconi? Libia e NATO a dirci che fra i migranti ci sono jihadisti, ma da noi è ancora un tabù per ministri e giornalisti e l'immancabile Boldrini, scrive
Borgonovo. Sempre da Libero, poi andiamo rapidamente agli altri argomenti. Matteo Salvini aggredito nel suo circolo, e in Toscana tocca alla Meloni. Nel milanese estremisti di sinistra cercano di colpire il segretario della Lega Nord mentre prende l'aperitivo. Sono disadattati, dice Salvini. A Pisa contestato il comizio di Giorgia Meloni, mentre nemmeno i compagni vogliono la paita, scrive Mario Giordano. La candidata del PD in Liguria è indagata per l'alluvione e dalle carte dell'inchiesta sulle primarie liguri, quelle che sono andate come sono andate, viene fuori che tra i suoi sostenitori ci sarebbe un prestanome dei boss, lo racconta oggi il settimanale Panorama. Ai tempi della sinistra giovanile era accusata di battere la fiacca e si dimise. Sempre poi da Libero, in primo piano, i libri trovati nella biblioteca di Osama Bin Laden, sugli Stati Uniti, sulla Francia e sul suicidio. Bin Laden si teneva aggiornato sugli specialisti di terrorismo, si informava su Parigi e leggeva Noam Chomsky, niente meno. E poi c'è la lite per i soldi, e mai più disegnare Maometto, nemmeno Charlie è più Charlie. Ne parla Mauro Zanon da Parigi, la crisi del settimanale, simbolo della libertà di satira. E ancora da Libero, Formigoni show e insulti contro l'Alitalia. Il senatore Formigoni, lasciato a terra a Fiumicino, lancia improperi e lancia anche i telefoni. Ripreso da un viaggiatore, il video diventa un video di culto. C'è qualcosa che gira anche su internet, mi pare, no? Banda di coglioni, teste di cazzo, figli di puttana, teste di cazzo, il suo nome lo denuncerò. Teste di cazzo. Teste di cazzo, banda di coglioni, figli di puttana, ho il suo nome e la denuncerò. All'Italia Etihad, compagnia di disonesti italo-araba, incapaci, incompetenti. Comportamento indegno di questa compagnia è una violazione contrattuale. Com'è spietata la geografia del potere, scrive su Libero Francesco Specchia. Quando era il Celeste, circonfuso dall'aura mistica di comunione e liberazione, anche per una stilla di ritardo, a Roberto Formigoni le autorità avrebbero bloccato un Boeing 777 in volo. I suoi assistenti si sarebbero arrampicati sui motori accesi. Oggi, quella banda di coglioni, teste di cazzo e figli di puttana, parole alate dell'ex Celeste di Alitalia, lo lascia a terra, dietro torme di donne e di mocciosi frignanti. A Fiumicino, in coda per il volo Roma-Milano delle 22, l'ultimo volo, c'era anche Formigoni. Esiste un video viralissimo su Facebook e su YouTube che da ieri delizia la rete. Vi si intravede Formigoni che si mette in coda al gate dopo una pesantissima giornata al Senato, magari passata con Alfano, e viene ancorato a terra dalle hostess di Alitalia, dopo che tutti gli altri, ma proprio tutti, si sono imbarcati. E realizzato infine d'aver perso l'aereo, si incazza come una bestia, dipingendo nell'aria epiteti dalla volgarità imponderabile, scrive Libero. Formigoni si eccita, si carica in volto come un vitello al macello, schianta a terra un telefono e ripete ululando: vaffanculo, banda di coglioni, teste di cazzo, figli di puttana, vaffanculo, banda di coglioni, teste di cazzo, figli di puttana, intramezzando al dipendente che l'ha lasciato a terra: testa di cazzo, ho il tuo nome e ti denuncerò. Che ammettiamolo, visto così è uno spettacolo formidabile, scrive Libero. Poi uno si informa sulla versione dei fatti. Alitalia afferma che il senatore non si è presentato nei tempi previsti come sono tenuti a fare tutti i passeggeri, senza indicazioni, e qualcuno ricorda che l'uomo sarebbe recidivo. A novembre 2012 aeroporto Charles de Gaulle pretendeva di essere imbarcato nonostante fosse in ritardo e il gate chiuso. Lasciamo poi Libero con un'ultima segnalazione. A pagina 19 Berlusconi gode in Spagna e si compra la TV catalana. Mentre l'antitrust si muove sul caos dei diritti del calcio, Mediaset acquista il 40% del gruppo catalano Godo Group. Da Mondadori intanto pronti 135 milioni per comprare i libri
Di Rizzoli, Corriere della Sera. Vediamo anche la prima pagina del Manifesto, intanto speriamo che me la cavo, il titolo dedicato a Renzi e alla riforma della scuola. A centropagina, attentato al Museo del Bardo, le anomalie del presunto terrorista. I magistrati di Milano frenano sulle accuse di Tunisi all'arrestato Abdelmajid Touil, 22 anni, marocchino. Un paese devastato è invece il titolo dell'articolo di fondo firmato da Piero Bevilacqua sul rapporto annuale dell'Istat, il rapporto 2015 sulla situazione del paese. Un rapporto che ci mette a disposizione l'affresco analitico quantitativo, scrive Bevilacqua, delle condizioni dell'Italia: popolazione, economia, forme del lavoro, territori, sistemi locali, consumi, associazionismo, salute, consumo di suolo, beni culturali e servizi, trovano la loro sistemazione numerica facendoci entrare nel cuore del paese reale. Occorrerebbe che ogni anno, alla pubblicazione del rapporto annuale dell'Istat, si organizzassero nel paese forum di discussione pubblica, un esercizio di democrazia partecipativa e di conoscenza che educherebbe gli italiani a guardare la realtà nazionale nella sua complessità, oltre la rappresentazione propagandistica dei media e del ceto politico. Quest'anno, scrive Bevilacqua sul Manifesto, il rapporto contiene cenni positivi dedicati a timidi segnali di ripresa economica nei primi mesi del 2015, alcuni dei quali rapidamente ripiegati a partire da aprile. Il rapporto tuttavia non va oltre i segnali, che certamente in quanto tali sono effettivi e che sono il risultato, si potrebbe dire, meccanico di una situazione macroeconomica di straordinario vantaggio. Si tratta della gigantesca immissione di liquidità da parte della BCE, il deprezzamento dell'euro, il dimezzamento del prezzo del petrolio, ma il rapporto mal si presta a un uso propagandistico per annunciare le magnifiche sorti e progressive che il governo ci sta schiudendo, perché il rapporto Istat fornisce un quadro impietoso non solo del 2014, ma anche delle linee di tendenza di quest'anno. Non è possibile dar conto della ricchezza di dati forniti dal rapporto, alcuni dei quali già noti, a fronte di pochi indici positivi, un aumento dell'esportazione, ma con una flessione di quella interna, si stagliano ben altri dati che rafforzano una tendenza d'arretramento dell'economia italiana. Nell'anno sono diminuiti ancora gli investimenti ed è diminuita la produzione industriale. È cominciata a crescere l'occupazione, ma solo per la popolazione anziana, gli stranieri, le donne e nel settore servizi. Nell'industria, in senso stretto, le unità di lavoro sono diminuite lievemente, ma si tratta di un incremento che ha riguardato solo il centro-nord. Il sud ha continuato ad andare giù. Il tasso di disoccupazione è ancora cresciuto. Si tratta di dati già passati attraverso la discussione pubblica, ma vederli insieme consente di scorgere una linea di tendenza che non è congiunturale. Mentre a pagina 4 del Manifesto di oggi c'è una lunghissima intervista su tutto quanto lo scibile umano politico italiano a Stefano Rodotà. Dalla scuola all'Italicum, Rodotà a tutto campo sul renzismo. La pedagogia del capo mina la democrazia. Così il Premier trasferisce la sua visione di potere all'intera società, dice Rodotà. Lasciamo il Manifesto e andiamo a Italia Oggi. Intanto qui c'è una notizia che riguarda la questione degli accertamenti fiscali. Gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell'Agenzia delle Entrate sono illegittimi, contrariamente a quanto detto la numero 1 dell'Agenzia delle Entrate. La nullità può essere rilevata in ogni grado e momento della lite, anche se il contribuente, pur non avendo incluso l'eccezione nel ricorso, ha presentato memorie integrative dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha giudicato decaduti i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la prima sentenza in appello sulla controversa questione. Quindi atti di accertamento illegittimi, quelli firmati dai dirigenti che la Corte Costituzionale ha poi dichiarato decaduti. Questo ha un effetto per moltissime persone in lite col fisco. A pagina 5 invece c'è l'intervista di Pietro Vernizzi a Vittorio Feltri su Matteo Salvini. Salvini è bravo ma non basta, titola Italia Oggi. L'elettorato moderato e quello del Sud non si fidano di lui. Ha resuscitato un partito in coma e lo ha portato al 15% dei voti. Salvini, che è capace di agitare temi che stanno a cuore a una parte dell'opinione pubblica,
potrà diventare fortissimo al nord, magari al centro, ma senza il sud, dice Vittorio Feltri, non si governa il paese. Berlusconi avrebbe tagliato le ali ai potenziali nuovi leader del centrodestra? Io questi potenziali nuovi leader non li ho proprio visti e se ci sono stati le ali se le sono tarpate da soli, dice Vittorio Feltri, che si sofferma appunto sulla questione di Salvini, sull'ipotesi che succeda a Berlusconi. Su questo si fantastica un po', dice Feltri. Salvini indubbiamente ha dimostrato di essere molto abile nel raccogliere i voti dispersi del centrodestra, anche perché è capace di cavalcare temi che stanno a cuore a parte cospicua dell'opinione pubblica. Ha ricevuto in eredità un partito moribondo, lo ha rivitalizzato portandolo al 15%. Sulle capacità di Salvini non si discute, ma da qui a diventare leader del centrodestra ce ne corre. Gli manca il voto moderato, che era una parte importante del centrodestra. In particolare al sud, dove la Lega Nord ha scoraggiato i meridionali che per molti anni si sono sentiti attaccati. Salvini potrà diventare fortissimo al nord, magari al centro, ma senza il sud non si vincono le elezioni. A pagina 6 di Italia Oggi invece ci sono due pareri sulla questione della sentenza della Corte sulle pensioni. Il primo è di Domenico Cacopardo. La Corte Costituzionale è stata precipitosa nel giudicare illegittima la norma che congelava la perequazione automatica delle pensioni, perché non ha tenuto conto dei vincoli di bilancio dell'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio. C'è da chiedersi come si colloca la Corte Costituzionale rispetto a questo principio. L'altra opinione è quella di Riccardo Ruggeri. La grande stampa è spietata contro i pensionati da 3.500 euro lordi, resta silente sugli scandalosi vitalizi delle elite. Ho sentito gossip, scrive Ruggeri, su un possibile golpe anti-Renzi. In autunno la sua sostituzione con un sindaco del nord, o nel 2016, dicono, lo pugnalerà un ex magistrato. Favole. Manca solo che raccontino come Renzi giri di notte per capire cosa pensa di lui il popolino romano. In realtà la sua posizione è sempre più forte, stimato com'è dalla classe dominante del Chief Executive Officer Capitalism. Costoro fanno bene. L'uomo sta dimostrando di interpretare al meglio il ruolo del Gran Visir. È allineato su tutto, al punto che sta addirittura cambiando il suo linguaggio, da quello della Leopolda a quello dei super manager, scrive Ruggeri, che torniamo a leggere tra poco. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a 18.550 euro o 219 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica è su seatitalia.it. Lo Scoiattolo compie 10 anni a Trento dal 29 maggio al 2 giugno, la 10ª edizione del Festival dell'Economia. Ti aspettiamo, www.festivaleconomia.it. Signor Cateran, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì. Progettazione? Sì. Installazione? Sì. Estensione della garanzia fino a 5 anni? Sì. E allora brindiamo! Champagnino? Sì, stai fresco. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Con la comodità del servizio chiave in mano. Fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Il compito di Renzi, scrive Riccardo Ruggeri a pagina 6 di Italia Oggi, così come il compito di tutti gli altri premier occidentali, è quello di applicare l'unica strategia individuata dal capitalismo dei Chief Executive Officer per sopravvivere: impoverire la classe media, sedare quella povera. Come? Ovvio. Aumentando fino al parossismo le tasse, specie sull'unica proprietà dove si erano investiti i risparmi, la casa. Ormai è un capitolo chiuso. Il valore del patrimonio si è dimezzato, le tasse sono incompatibili col suo valore effettivo. Sui redditi di lavoro non c'è più spazio, operai impiegati autonomi si sono allineati sul basso.
Restano gli impiegati pubblici che in cambio del voto al principe mantengono il privilegio del non licenziamento, ma sono sotto ricatto, vedi la scuola. Anche lì non c'è più trippa per gatti. Quanto alla sanità è una bomba, per ora meglio starne alla larga dai tagli alla sanità. Sui vitalizi niente da fare, sono di competenza delle élite, intoccabili per definizione. Lo si vede dal silenzio mantenuto da Stampa TV, governata dai big, spietata verso i pensionati da 3.500 euro lordi, silente verso storie e numeri raccapriccianti dei vitalizi delle élite. Così si capisce perché gli articoli 5, 6, 7 della recente sentenza della Corte Costituzionale hanno la giusta dose di ambiguità che ha permesso al governo di legiferare su questo tema. Mi ero dimenticato quello che mi avevano predetto 2 magistrati mesi fa, con una inquietante seppur elegante frase: l'intimidazione psicologica porta alla normalizzazione culturale indotta. Questo si spiega la sentenza della Corte che ha lasciato una via d'uscita al governo. Tutto si tiene, scrive Ruggeri. Qual è la tecnica usata? Scatenare una guerra che alcuni di noi banalizzano come generazionale. Nell'accezione di costoro significa togliere quattrini ai vecchi, spesso frutto di diritti sacrosanti, promettendo di darli ai giovani. Una colossale bugia. Buona la prima parte, togliere quattrini ai vecchi, ma non la seconda, darli ai giovani. Il destino dei giovani è segnato, salvo quel 10% destinato a occupare un certo numero di posizioni ben retribuite di staff a supporto della classe dominante. La tecnologia, per altri versi benedetta, creerà progressivamente un immenso esercito di fannulloni. La classe dominante accetterà graziosamente il reddito di cittadinanza proposto dai grillini e così, cooptandoli, li sederà per sempre. Invece quelli più entusiasti avranno lavori miserabili, figli delle magiche app. Per esempio, senza alcuna informazione mi lancio in una profezia. In autunno Del Rio farà una legge gradita a Uber, uccidendo una piccola frazione di lavoratori autonomi, i tassisti, chissà perché odiati dalle élite. Un altissimo manager anglosassone, scrive Riccardo Ruggeri, lo aveva preannunciato tempo fa, felicitandosi del dimissionamento di lupi, secondo lui filotassisti. D'altra parte il modello di business Uber è basato su investimenti giganteschi sul loro unico prodotto d'eccellenza, la lobbying, termine dalle infinite declinazioni. Nascerà così la figura del driver, uno sfogo per i giovani autonomi disperati. Dal curioso conto economico. Uber fissa le tariffe, come fa oggi il comune, più basse di quelle dei tassisti regolari. Trattiene una tangente del 20%. I driver, gli autisti, imprenditori sui generis, tolti tutti i costi, se vogliono pure mangiare, non possono pagare le tracce. Of course, il pagamento di Uber è tracciato e quindi saranno sotto perenne schiaffo da parte dello Stato. Se arriva la finanza, muoiono. In caso contrario, sopravvivono nella miseria, ma statisticamente risultano occupati. Ed eccoci al nuovo linguaggio di Renzi, conclude Ruggeri. La parola chiave del Renzi anno secondo, mutuata dai super manager, è bonus. Ormai è una parola ritornello. Prendiamo il caso pensioni. Alcuno di loro, grazie alla consulta, riceveranno dei quattrini che erano già loro e che 2 inetti professori, Monti, Fornero, gli avevano sottratto. Ebbene, anziché dire scusateci, vi restituiamo il maltolto, con infinita supponenza Renzi dice il 1° agosto vi diamo un bonus. Se restituire il maltolto si chiama bonus Poletti, la legge detta Italicum, che lo eleggerà col 25% dei voti dandogli il 54% dei seggi, come la dobbiamo chiamare? Stock option Boschi? Scrive Ruggeri nel suo cameo di oggi, su Italia Oggi a pagina 6. Mentre a pagina 7 di Italia Oggi c'è l'articolo di Giorgio Ponziano sulla consulta che può franare su Renzi, perché la prossima grana sarà il blocco del contratto degli statali su cui decide la Corte Costituzionale. Il governo è ancora sotto il rigetto del blocco delle pensioni, che altri guai sono in arrivo. La Corte Costituzionale dovrà decidere sulla costituzionalità o no del blocco del rinnovo della parte economica dei contratti degli statali in vigore da 5 anni.
Violerebbe l'eguaglianza dei cittadini tra chi ha un contratto privato rinnovabile e chi ha un contratto pubblico che resta bloccato. Un'altra spada di Damocle, il ricorso contro il tributo di solidarietà tra il 6 e il 18% imposto dal governo Letta nel 2013 su pensioni superiori a 90.000 euro lordi. Fosse accolto sarebbe un'altra bella botta. La Corte Costituzionale sta lavorando anche a un ricorso di contribuenti che sostengono l'incostituzionalità dell'aggio fra il 4,5% e l'8% che Equitalia fa gravare sulle cartelle esattoriali. Questo onere dovrebbe essere pagato dalle amministrazioni che incaricano Equitalia dell'esazione. Se la Corte Costituzionale dovesse dare ragione ai ricorrenti contro il blocco contrattuale nel pubblico impiego, il Presidente del Consiglio dovrebbe trovare altri 12 miliardi per rimborsare gli statali del mancato adeguamento del loro stipendio. Anche questa cifra farebbe sballare i conti pubblici. Infine, sempre da Italia Oggi, l'articolo del professor Giulio Sappelli sulla politica basata sui tagli delle spese e l'aumento delle tasse che ha portato alla deflazione, ma che non spiega il crollo politico dell'Europa. Se ci si china ad ascoltare il brontolio che sale dal sottosuolo, non si può che rimanere sconcertati, scrive Sappelli. È un brontolio dove tutto si incrocia e tutto si nega. Orientarsi è difficile. Per orientarsi basta un riferimento qualsiasi con cui si possano incrociare il nord, il sud, l'est e l'ovest. Tutto questo oggi manca. Partiamo convinti che c'è disordine, eccetera, eccetera. Adesso non ve la faccio troppo lunga perché siamo già alle 9:10. Comunque il discorso è la politica austerità e tagli spiega come male sta l'Europa in termini economici, ma non ne spiega il crollo politico. Politicamente siamo messi peggio. A pagina 3 invece, pagina 2 anzi, del Foglio di oggi, vi segnalo l'articolo di Giulio Meotti, 11 cristiani uccisi ogni ora, ma l'Occidente è in letargo. Gli islamisti vogliono sradicare la cristianità dalla terra. Lo spiega il giornalista americano Johnny Moore nel suo nuovo libro Defying ISIS, cioè combattere e sconfiggere lo Stato islamico, dove in copertina campeggia una croce formata da una sciabola rosso sangue. Ogni anno 100.000 cristiani assassinati. Sono 273 al giorno, 11 all'ora. Il cristianesimo è la religione più oppressa al mondo. L'80% di tutti gli atti di discriminazione nel mondo è diretto contro i cristiani. Pagina 3 del Foglio invece parla Philippot, il giovane leader del partito di Marine Le Pen, Florian Philippot. Papà Le Pen è il passato, ecco come cambierò il Front National, il progetto dell'Unione Patriottica per andare all'Eliseo. Per Jean-Marie Le Pen, il consigliere principe della figlia, Philippot, ha occupato il Front National e lo ha riempito dei suoi mignon, i suoi cocchini. Eterofobi gollisti li ha definiti Jean-Marie Le Pen. Philippot ci dice che è roba del passato, che ha un progetto per vincere e che andare al potere è nell'ordine naturale delle cose. Vi segnalo anche dal Foglio la prima pagina dell'inserto, i professionisti dell'antitutto. C'è la TAV, si corre, c'è l'Expo, ragione di lotta, il Mose, tutti in laguna, il TAP, tutti in Salento, la scuola, sciopero, le riforme, allarme democratico. Insomma, un ritratto di una nuova armata di antagonisti. Tipico dell'antagonista la lamentazione. Hanno paura di quel che dico, non mi fanno parlare per paura. Non ho le prove, ma so. Sempre una sorta di pasolinismo di riporto sospeso tra adolescenziale e demenziale, scrive Stefano Di Michele. E veniamo alla prima pagina di Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che si occupa in apertura soprattutto del grande imbroglio, delle super banche, patteggiamento dei big del credito, JP Morgan, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland e UBS, con le autorità americane. 6 delle più grandi banche al mondo costrette ad ammetterlo. Stavano barando. I loro trader fingevano di farsi la lotta sul mercato delle valute, una immensa arena aperta 24 ore su 24 dove ogni giorno si scambiano contratti per 5.000 miliardi di dollari e la quantità di denaro che si muove in una settimana basterebbe a comprare tutte le merci vendute nel mondo in un anno. Servizio a pagina 24, commento a pagina 3 su Avvenire. Se al tavolo siedono i bari nella finanza, titola Avvenire, mentre il secolo XIX di Genova si occupa in prima pagina
dell'ex Cenerentola Raffaella Paita, amata e detestata dai compagni del Partito Democratico. E poi a pagina 11 c'è un argomento che anche noi affronteremo sistematicamente, quello delle bollette della luce e del gas, i conguagli in questo caso è l'argomento affrontato dal quotidiano genovese. Acqua, luce e gas, come evitare stangate nel caso di mancata lettura dei contatori, debiti con i fornitori. L'utente ha sempre diritto a rateizzare, ma vale solo per il periodo in cui non ha ricevuto fatture. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore per concludere. Tutti i calcoli sui rimborsi per le pensioni in arrivo, niente recupero per gli assegni oltre 2.886 euro lordi. Te capì? Si è abbassata ulteriormente l'asticella. Per chi ha 2.886 euro lordi di pensione o più, niente recupero. Una scala progressiva, ma più rapida. È quanto prevede il decreto legge che recepisce gli effetti della sentenza della consulta sulla mancata perequazione delle pensioni. La bozza del testo è sui tavoli della Ragioneria dello Stato. Le basi di riferimento per i rimborsi sono i trattamenti minimi del 2012 e la quota di rivalutazione scende fino ad azzerarsi sopra i 2.886 euro mensili lordi. Il rimborso una tantum avrà due tappe aggiuntive, una col recupero del 20% sul maturato nel periodo 2014-2015, l'altra col recupero del 50% per il 2016. In poche parole, fino a 1.443 euro si avrà tutto, naturalmente logico perché è 3 volte il minimo ed era ciò che non era colpito dalla riforma Fornero-Monti. Se tu appena hai 1.444 euro di pensione lorda al mese, avrai soltanto il 40%. Se ti capita di averne da 1.924 a 2.400 euro lordi al mese, avrai solo il 20%, fino a 2.886 euro il 10% di quello che ti era dovuto, oltre 2.886 euro lordi al mese non avrai un tubazzo di niente. Ma vediamo anche il settimanale Panorama, stamani in edicola, con un CD, un inserto, un compact disc sul Monferrato, terra mitica, una CD che nasce da un'idea della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, un itinerario di viaggio alla scoperta del leggendario territorio del Monferrato alessandrino che ospita gli Infernot, patrimonio dell'UNESCO. C'è un CD con Panorama che apre però la sua prima pagina, la copertina, con questo titolo: vogliono arrestare la polizia. In un'Italia in cui i criminali non stanno in carcere e gli estremisti sono liberi di distruggere le città, sul banco degli imputati finiscono agenti e carabinieri, mal pagati e additati come torturatori, in divisa con le mani legate, scrive Panorama. La sentenza di Strasburgo sulle violenze del 2001 alla scuola Diaz di Genova e la nuova legge contro la tortura, la paura di finire sotto inchiesta per un solo colpo di manganello, gli agenti come paralizzati, così l'inerzia mostrata a Milano contro i Black Bloc rischia di diventare la prassi per chi dovrebbe occuparsi dell'ordine pubblico. Se vai davanti al giudice, dice un poliziotto nel servizio di Panorama, quello non chiede al manifestante quante pietre ti ha tirato, ma chiede a te, poliziotto, perché l'hai colpito sul collo invece che sulla spalla. I nostri funzionari ci comandano di restare fermi anche se siamo 10 volte più numerosi, racconta un altro poliziotto. Vite infami e rischiose con salari da travette, paghe basse, aumenti bloccati dal 2011 al 2013 senza arretrati, divise buone per un agente su 3, collette in caserma e raccolte fondi anche per pagare la benzina. Poliziotti e carabinieri non ce la fanno più. Parlano i sindacalisti. L'articolo è di Carmelo Abbate a pagina 48 di Panorama. A seguire c'è invece un altro articolo di Carlo Puca su De Luca. È stato lui a ingaggiare gli impresentabili. Altro che me li sono trovati di notte a mia insaputa nelle mie liste. La paura delle primarie, una cena segreta e l'accordo sotto banco. Ecco com'è nata la svolta di Salerno tra gli ex sodali di Cosentino, Forza Italia PDL, e il candidato PD in campagna, il quale non dice la verità. È stato lui a cercare gli impresentabili, no che se li è trovati in lista, nottetempo. Dalla Campania alla Liguria, l'articolo di Antonio Rossitto
Lella Paita, la candidata del PD, e le amicizie poco raccomandabili, dalla Procura di Savona alla Direzione Investigativa Antimafia di Genova, il faro della magistratura ligure sul comitato elettorale di Raffaella Paita alle primarie del PD di Albenga. 1000 interrogativi per i brogli, ma c'è anche dell'altro. C'è un personaggio che ha un ruolo criminale ed è un fervente supporter di Raffaella Paita. Lo racconta appunto Antonio Rossitto nel servizio di Panorama a pagina 54-55. E sempre da Panorama, i terroristi degli ultimi attentati erano sotto controllo, dagli Stati Uniti all'Australia, passando per il Canada, scrive Fausto Biloslavo, ma anche per la Francia. Gli autori degli attacchi ispirati allo Stato islamico erano già finiti nei radar delle autorità, ma sono sempre riusciti a farla franca e a portare a termine i loro progetti eversivi versando sangue innocente. Sempre da Panorama poi, da segnalare l'articolo sull'Emilia e il terremoto 3 anni dopo, una ricostruzione fai da te. Il sisma del 20-29 maggio 2012 aveva provocato 27 morti, gravemente danneggiato case, aziende, scuole e chiese. Panorama racconta come gli imprenditori modenesi abbiano dato il meglio di se stessi, rimboccandosi le maniche e ripartendo. Meno positivo il bilancio dei rimborsi pubblici passati attraverso la regione. Qui la burocrazia ha rallentato i pagamenti alle aziende edili impegnate nel restauro degli edifici privati, e c'è chi ancora sta nei container, scrive Panorama, che poi si occupa anche di Varese, una Varese che non si arrende. Dal 27 maggio il tour del settimanale Panorama sbarca a Varese per raccontare un territorio orgoglioso fatto di imprese familiari e di prodotti di qualità. C'è anche un calendario. La presenza di Vittorio Sgarbi a Castiglione Olona, costruito in soli 20 anni, è un piccolo borgo, un gioiello di arte toscana nel cuore della Lombardia, tra gotico e rinascimentale. Le favole di Masolino da Panicale per la città ideale, il pezzo di Vittorio Sgarbi che parlerà anche nel corso della 4 giorni dedicata da Panorama alla città di Varese. A pagina 100 di Panorama trovate il calendario degli appuntamenti in programma dal 27 al 30 maggio per la 4ª tappa di Panorama d'Italia, il viaggio di Panorama lungo tutta la penisola alle scoperte delle eccellenze, che si ferma a Varese. Previsto anche mercoledì 27 maggio alle 17:30 a Palazzo Estense il talk show di apertura col direttore di Panorama Giorgio Moulet, Alessandro Banfi, direttore di TGcom 24, e il presidente della Lombardia Roberto Maroni. Presidente, mi spieghi, è il titolo del talk show. Maroni risponde alle domande dei cittadini, mentre in serata mercoledì a Castiglione Olona Vittorio Sgarbi, la sua lezione sul viaggio nel primo Rinascimento italiano. Ci sono tanti altri appuntamenti fino a sabato 30 maggio. Ma lasciamo Panorama e torniamo brevemente adesso alla prima pagina del Corriere della Sera, perché c'è la chiacchierata di Aldo Cazzullo con un signore dalla cortesia di altri tempi, dall'accento napoletano, un po' debole ed udito, ma tra i più potenti d'Italia, il presidente della Corte Costituzionale Alessandro Criscuolo, il quale colloquia con uno dei big del giornalismo italiano, appunto Aldo Cazzullo. 6 giudici erano per salvare la riforma delle pensioni in Monti Fornero. 6 erano per bocciarla e il presidente Criscuolo, presidente della Corte Costituzionale, era tra questi. Il suo voto vale doppio, così il governo ha dovuto varare un decreto e riscrivere la manovra che stava preparando. Ma noi non siamo un contropotere, argomenta Criscuolo, siamo un organo di garanzia, i custodi della Costituzione. Con i governi ci possono essere difficoltà, conflittualità. Accadde pure a Roosevelt. Ricordo un libro di Singer, un capitolo si intitolava La Corte Suprema all'offensiva. Non mi pare che in Italia siamo arrivati a tanto, dice il presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo, 77 anni, presidente dal novembre dell'anno scorso. La sentenza ha aperto un buco da 20 miliardi nei conti dello Stato, dice Cazzullo. Non erano dati di cui noi disponevamo, risponde il presidente della Corte Costituzionale. E poi noi non facciamo valutazioni di carattere economico. Ma è giusto, chiede ancora Cazzullo nei panni di Renzi, tutelare gli anziani a discapito dei giovani? Esistono davvero diritti acquisiti?
E risponde il Presidente della Corte: la definizione di diritti acquisiti, che non possono essere toccati, non è esatta. In Italia è possibile che una legge intervenga anche su situazioni già disciplinate in passato, purché lo faccia con criteri di razionalità. La norma sulle pensioni, a mio giudizio, dice il Presidente della Corte Costituzionale, violava il principio di ragionevolezza. Nel suo libro, Dentro la Corte, l'ex giudice Sabino Cassese, editorialista del Corriere peraltro, definisce la Corte Villa Arzilla. In effetti, sorride il presidente Criscuolo, l'età media è un po' alta, per fortuna le donne la abbassano. Giuseppe Frigo ha 80 anni, Paolo Grossi 82, Marta Cartabia 52, Silvana Sciarra 66. In ascensore, ci racconta Cazzullo, incontriamo Giuliano Amato. Non è di buon umore. Facciamo una sentenza sulle pensioni, dice Giuliano Amato a Cazzullo, e subito ci attaccano per le nostre pensioni, i nostri stipendi. Io poi sono un bersaglio fisso. Libero mi chiama Pappone, ma lo stesso Libero aveva riconosciuto che mi sono sospeso la pensione e il Parlamento mi ha sospeso il vitalizio. Prendo solo lo stipendio, di cui verso una parte in beneficenza. Già prima il vitalizio lo davo tutto a Sant'Egidio. E un Pappone non è filantropo. A volte verrebbe voglia di emigrare in Nuova Zelanda, dice Giuliano Amato a Cazzullo, che torna poi a parlare con il presidente, o meglio, un ultimo scambio di battute con Giuliano Amato, che dice ancora all'Augusto inviato del Corriere della Sera: ma noi non vogliamo sostituire il legislatore. Siamo come il chirurgo che asporta il bubbone, dice Amato. Creiamo il vuoto quando il pieno è incostituzionale. Spetta al governo e al Parlamento riempire quel vuoto. Io questa sentenza non l'ho voluta, dice Amato. Cioè, mi sembrava giusto difendere la mancata adeguazione delle pensioni, il mancato adeguamento delle pensioni come da riforma Fornero-Monti. Ma ora mi pare che il decreto del governo rispetti la ratio, che è dare di più a chi ha di meno. Ma di questo non posso parlare. Vada dal Presidente, dice Giuliano Amato a Cazzullo, il quale va dal Presidente di nuovo. Il Presidente Criscuolo dice: ci sarà un contenzioso, già se ne intravedono le tracce dopo il decreto del governo, dopo la sentenza della Corte. La Corte non interviene d'ufficio, ma solo quando viene investita della questione. 1 anno e pochi mesi per decidere non mi pare un tempo così lungo, dice il Presidente Criscuolo. Domanda ancora Cazzullo su un'altra decisione della Corte. L'Italicum ha sanato i vizi di incostituzionalità del Porcellum? Occorre una lunga analisi per farsi un'idea, risponde il Presidente. Non ne ho ancora avuto il tempo. La Corte non fa parte della casta. Questa non è Paperopoli, continua il Presidente Criscuolo. Quanto guadagna un giudice costituzionale? Il segretario generale della Corte Costituzionale Carlo Visconti, anche lui napoletano, ex PM anti-Camorra, sono uno tra quelli che hanno fatto arrestare Sandokan, dice, dà mano alle carte. Sono 360.000 euro lordi. Sapevamo 440, più di 500.000 il Presidente della Corte. Ma il segretario generale dice che invece sono 360.000 lordi. Netti fanno molto meno, 12.618 al mese. I parlamentari guadagnano molto di più, dice il segretario generale della Corte Costituzionale. I giudici sono solo 15, anzi 13, perché aspettiamo i 2 indicati dalle Camere. I parlamentari sono più di 1.000. Tra poco i posti vuoti saranno 3, perché a luglio va in pensione il giudice Napolitano, un caso di omonimia. I vostri colleghi della Corte Suprema americana guadagnano poco più di $200.000, dice Cazzullo. Ma pagano un'aliquota molto più bassa, risponde il segretario generale della Corte. Il netto più o meno è lo stesso, e poi sono in carica a vita. Noi qui stiamo facendo una spending review all'osso. Lo Stato ci passa 52.700.000 euro, con cui dobbiamo pagare stipendi e pensioni pure al personale. L'anno scorso abbiamo restituito più di 1,5 milioni. I giudici si sono ridotti lo stipendio di 100.000 euro, più il contributo di solidarietà delle pensioni. Abbiamo recuperato 500.000 euro dalle auto blu. I giudici emeriti, ci spiega a questo punto Aldo Cazzullo, hanno diritto alle auto blu per un solo anno e solo per esigenze di servizio.
L'altro giorno ha telefonato un giudice emerito. Voleva un passaggio per la stazione per i figli e la cognata. Gli hanno risposto di no. I giudici hanno il cellulare di servizio, ma Giuliano Amato non lo ha voluto, ci spiega Cazzullo. Non hanno la carta di credito, ce l'hanno solo il segretario generale e il capo del cerimoniale, Maria Antonietta Biasella. La foresteria dei giudici è monacale. Non abbiamo rimborsi spese, dice Criscuolo, il presidente. Se voglio invitare un collega straniero a pranzo, pago di tasca mia, che fatica. E le assicuro che noi qui si lavora moltissimo, dice Criscuolo. In giro però, nota Cazzullo, non si vede un giudice. Ci si riunisce una settimana sì, una settimana no. Questa è la settimana no, spiega il presidente Criscuolo. Una settimana si tengono udienza pubblica e Camera di Consiglio, nell'altra settimana si scrivono le motivazioni e si preparano le cause, 20-25 ogni volta. I giudici possono anche lavorare da casa. Non si ha idea di quante e quali questioni veniamo investiti, dalla caccia alle guide turistiche. Ogni volta il calendario venatorio è fonte di controversie, ma nessuna causa è minore, tutte riguardano la vita delle persone. Il Palazzo della Consulta, disegnato dal Fuga, architetto delle facciate delle basiliche romane, ha ospitato il Tribunale del Papa, poi con i Savoia il Principe Ereditario, il Ministero degli Esteri, quello delle Colonie. L'aula delle udienze pare un teatrino settecentesco, scrive Cazzullo, con lo scranno più alto per il Presidente, le poltrone per i giudici, un tavolino basso per l'Avvocato dello Stato, la malcapitata Giustina Noviello, oggetto di varie contumelie perché si era opposta via Twitter al governo. Un ascensore porta al Salone del Belvedere, il più alto di Roma, insieme con il Torrino del Quirinale. Criscuolo rievoca gli anni in cui era a capo dell'Associazione Magistrati. Con il governo Craxi ci furono scontri duri, dice il presidente della Corte Costituzionale, sulle retribuzioni, sulla legge Vassalli, sulla responsabilità dei giudici. Ma non c'era la cattiveria che c'è oggi. Spero davvero che tra politica e magistratura il clima si svelenisca. La nuova legge sulla responsabilità civile? Le leggi si giudicano in corso d'opera. Non me ne faccia parlare, è appena arrivata una eccezione di incostituzionalità. Ultima domanda. Non pensa che la Corte incarni oggi il simbolo delle burocrazie che Renzi considera il grande nemico? Siete voi la vera opposizione? Io, risponde Criscuolo, giudico la costituzionalità delle leggi. Non posso mica giudicare il Presidente del Consiglio. Questo è il fondamentale articolo di Aldo Cazzullo sulla Corte Costituzionale, il suo Presidente Giuliano Amato. Tra poco parla alla Camera il Ministro dell'Interno, Alfano, capiremo qualcosa di più sul 22enne marocchino arrestato a 15 km dall'Expo.